Hi, I'm Eric Goldschmidt. As a glass artist and demonstration supervisor for the Corning Museum of Glass, it's important I continue to stay informed about the history, craft, art, and science of glass. This thirst for information has transformed me into a bit of a glass pilgrim. There's just no better way to learn than going directly to the source. In the spring of 2014, this quest brought me to the celebrated Glass Center of Murano, Italy, a small island just off the coast of Venice with a history of glassmaking that dates all the way back to the 13th century. I'd like to share some of this experience with you. Igor Balbi was born on the island of Murano, Italy in 1975. He began to learn glassworking from both his father and uncle at the age of 19. Since these foundational lessons, Igor has developed his own unique style of flameworking that allows him to make the colorful, delicate goblets, beads, and sculptures for which he has become well recognized. Igor makes his blown work off the end of a miniature steel blowpipe, and he is known to combine glasses of many different compositions and expansion rates to achieve the wonderful color effects that define much of his work. He was nice enough to show us around his gallery, demonstrate some of his technique, and answer a few questions. Per quanto riguarda i trasparenti, io ho una preferenza nell'usare i vetri della Vetrofond, perché sono vetri più corti, cioè hanno delle reazioni più immediate, cioè quando si muovono meno praticamente, no? Ok. Sono più duri da fondere. Però lavorando io senza trazione, senza tirare, senza toccare, ho bisogno che il vetro abbia una reazione piuttosto immediata per evitare che cominci ad andare per i fatti suoi. Lavoro sempre con una canna sola e non con due. La tendenza a Murano è quella di lavorare con due e di mescolare il vetro. In questa maniera si creano corde, ok? Ok. E che per me, che soffio molto sottile, sono deleterie perché intanto sono brutte da vedere e poi comunque hanno la tendenza a far andare il vetro molto male. E io lavoro sempre, anche se faccio grandi quantità di vetro per soffiare cose molto grandi, lavoro sempre con una canna sola. Ok. Infatti non vado mai sotto il diametro del 11-12, proprio per far sì di fare meno strada possibile. Ok?
Adesso comincio a fare la prima piattaforma dove poi mi attaccherò per soffiare. Dico prima perché poi metterò un po' di nero in maniera da avere il bordino nero. Con 3 massimo. Altra cosa, rispetto alla classica tecnica muranese del lume, io ho la tendenza a lavorare molto duro, cioè ad avere sempre tutto che mantiene una forma ben precisa. Siccome non marmorizzo, non passo mai sul bronzino, parto da delle forme che devono essere fatte bene prima, per poi scaldare tutto in maniera omogenea e riuscire a soffiare il più regolare possibile.
Adesso là mi è rimasto il nero di prima, lo vado a rimarginare, diventa un bordo vero e proprio e aprendolo si espande insieme al resto della parte soffiata. Piccolo giochino. Tutto quello che avete visto di là è fatto così. E voilà. Wow. Grazie. grazie. Noi vogliamo sapere quando hai cominciato a lavorare in vetro, vedendo che tu hai una tecnica, diciamo, speciale, quando hai cominciato a usare questa tecnica? Io ho cominciato a lavorare con mio padre e mio zio all'età di 19 anni, 20 anni fa, e come tutti ho cominciato dalle cose più semplici, dalle caramelle, da queste cose. Poi ho cercato un'evoluzione verso la scultura, però non mi dava quello che volevo io, cioè la ricerca vera e propria del materiale, di capire come funzionava il vetro, no? Secondo me la scultura ti portava ad un livello oltre il quale era difficile andare. Poi a Murano c'era un artista molto bravo che soffiava un vetro diverso dal mio e da là io ho cercato di capire come si potesse soffiare. L'ho chiesto a mio padre e a mio zio che lavoravano con me e tutti e due mi hanno dato la risposta che più o meno mi davano tutti a Murano, cioè quello che il vetro di Murano a lume aveva dei limiti, ok? E io da persona semplice che non sapevo lavorare relativamente bene il vetro, mi sono chiesto il perché e da là ho cominciato e sono andato per la mia strada, cercando di non farmi influenzare da quello che erano le tecniche classiche. E quindi ho cercato la mia e pian piano sono riuscito a fare quello che insomma sto cercando di fare. La tua strada, diciamo. La mia strada, Ok. esatto. Ok. Dove prendi le tue ispirazioni i pezzi o lavori che tu stai facendo adesso e cosa penserai per il futuro del tuo lavoro? In realtà io cerco di non ispirarmi a niente, ma dare un'impronta mia a un oggetto che è parte integrante della storia di Murano. Il bicchiere è uno degli oggetti che più rappresentano l'arte vetraria muranese e dalle mie cose si vede, io cerco di non usare mai quello che sono le proporzioni classiche, le classiche tecniche decorative, proprio perché mi piacerebbe riuscire, quello che sto cercando di fare è cercare di dare un'impronta più moderna al bicchiere di Murano, che purtroppo secondo me continua a essere proposto come si proponeva 500 anni fa. E io sto cercando di fare questo, quindi un'ispirazione vera e propria io non ce l'ho, seguo il vetro dove mi porta.
È questa l'evoluzione che io faccio. Cerco di imparare ogni volta che accendo la torcia e metto le mani sul vetro, cerco di evolvere la tecnica facendo proprio questo, cioè quindi di ispirazione non ho una vera e propria ispirazione, cioè cerco di intraprendere una mia strada nella rappresentazione del bicchiere di Murano. Ok. Questa è la verità. Se tu hai mai pensato per insegnare la tua tecnica nel futuro, e anche lui ha chiesto se tu hai figli o qualcuno per passare la tua tecnica, la tua idea in vetro. Figli non ne ho ancora. Io già insegno, ho già avuto esperienze di insegnamento. Non ho mai trovato una struttura che riuscisse a capire che cosa io vorrei insegnare. Io non voglio insegnare a soffiare, ma io voglio insegnare il tipo di rapporto che io ho con la materia vetro, cioè insegnare un approccio al vetro che non abbia dei paletti che siano quelli di una tecnica che si fa in quel modo. Io ho imparato a lavorare, mi è stato insegnato che cos'era il vetro da mio padre, da mio zio, persone che hanno fatto tantissimi anni di vetro. A me piacerebbe riuscire ad insegnare il concetto di come io affronto il vetro, senza la paura del vetro. Ok, ho capito, l'ultima parola era perfetto, anzi. Se c'è qualcosa che tu hai voglia a dire per il futuro di generazioni che vanno a lavorare in vetro, o se hai qualcosa che hai voglia di dire. Giocate col vetro. Ok, Giocate col vetro e basta. Io ho giocato e sono arrivato qua. Ho avuto la fortuna di poter giocare col vetro ed è tutto qua. Cioè, avere un rapporto di amicizia col vetro e giocarci. ok, perfetto.